Un solo apparentamento ufficiale, pochi accordi informali, molte iniziative elettorali. A ormai una settimana dal riallestimento dei seggi è questo il quadro dei ballottaggi nella Marca, dove sono 4 i comuni chiamati al secondo turno. Alle 12 di questa domenica scade il termine per le dichiarazioni di appoggio formale ai candidati sindaco, gli 8 ospiti di X News in una frizzante serie di faccia a faccia. Vediamo i singoli casi. Vittorio Veneto. Io, ripeto, ho fatto 5 anni prima in maggioranza con Giancarlo Scottà, poi mi sono candidato a sindaco, ho amministrato questa città per 5 anni e quindi portando avanti tutte le problematiche e quant'altro. L'alfiere del centrodestra conterà sull'appoggio dell'ex candidato del nuovo centrodestra Dario Dus. Io ho quasi 52 anni, sono nato a Vittorio, ho sempre abitato a Vittorio Veneto, in vari quartieri della città. Sono impegnato da parecchi anni nella vita politica cittadina. Il portacolori del centrosinistra ha stretto un'alleanza programmatica con le liste Partecipare Vittorio e Un'altra Vittorio di Alessandro Mognol. Mogliano Veneto. Carola Arena, 48 anni, madre e professionista, sono urbanista. Sono una donna sempre molto impegnata, grande senso di responsabilità. La rappresentante del centrosinistra non cercherà nessuna intesa e si rivolgerà direttamente ai cittadini attraverso gazebo incontri. Sono Giovanni Azzolini, sono stato sindaco e sono sindaco della città di Mogliano Veneto, la città che amo, sono follemente innamorato di questa città. L'esponente del centrodestra è l'unico a firmare un apparentamento con la Lega Nord e ora ne cerca un altro con le liste di Alessandro Gosetto. Preganziol. Chi è Paolo Galeano invece? Un ragazzo di 33 anni, di Preganziol. Un ragazzo che ha sempre fatto volontariato, ha seguito i gruppi parrocchiali. Il candidato del centrosinistra mantiene il riservo sulla ricerca di sostegno, nel frattempo continua con i volantinaggi. Sono una persona che, come detto, sono nato a Preganziol, abito a Preganziol da 60 anni e che praticamente provengo dal mondo dello sport. L'alfiere del centrodestra non cerca accordi e andrà avanti con i gazebo. Paese. Io sono Valerio Mardegan, ma per quasi tutti sono semplicemente Valerio. Ho 64 anni, ho lavorato nelle ferrovie nel campo della formazione professionale. Il portacolori del centrosinistra insegue un'alleanza con Uniti per Cambiare di Francesca Brotto. Francesco Pietrobon, sindaco in carica, io ho 57 anni, ho 2 figli, sono laureato in scienze politiche e la mia professione è bancario. L'esponente del centrodestra punta sulla propria squadra e invita i big del Carroccio.